21:02 minuti primi, eccoci qua di nuovo in diretta da Radio Cantanola, Gigli di Nola in radio. Buonasera da Lello De Lucia e dal grande Giorgio Napolitano che ha le presi con il computer questa sera. Comunque benvenuti a questa nostra trasmissione, oramai manca proprio pochissimo per il giugno nolano. Vai Giorgio, vai saluti. Buonasera a tutti voi, buonasera agli amici di Cantanola Gigli di Noli Radio, buonasera agli amici di 80035, portale 80035, bentornati in questa nuova trasmissione, nuova puntata dove noi avremo delle news, avremo anche qualche ospite che raggiungeremo telefonicamente, ma naturalmente anche la musica, quella della festa dei Gigli. Ricordiamo un format esclusivo proprio sulla festa dei Gigli di Nola. Naturalmente vi ricordiamo che se avete anche voi dei commenti, delle osservazioni, vi aspettiamo, commentate pure la nostra diretta e naturalmente cercheremo di rispondere a tutti quanti, naturalmente. Allora, lo vogliamo ricordare come il nostro recapito telefonico, un aspetto così lo mettiamo pure nel primo commento come di solito facciamo, mettiamo eccolo qua come quindi commenta, ecco lo scrivo, commenta la diretta WhatsApp come, allora eccolo qua, vai 328 374 6437. Quindi possono intervenire tutti quanti anche in diretta. Se vuole intervenire pure qualcuno di 80035, la diretta è aperta. Infatti rimasi con Antonino Cassese, però purtroppo lui è impegnato con il bambino, però disse se ce la faceva chiamare a qualche suo collaboratore, perché questa sera il programma principale è il giugno nolano, perché domenica è 31 e tra il 31 e l'ultima domenica e lunedì scatterà il giugno nolano, quindi verso le 21:30 ci collegheremo anche con Antonio D'Ascoli, rappresentante della Gramas, comunità della rete delle grandi macchine a spalle, patrimonio UNESCO, e ci parlerà un attimino cosa hanno organizzato per questo giugno nolano, perché oramai alle porte manca pochissimo e poi tra il mese prossimo, anche secondo me pure prima, a fine mese uscirà anche il manifesto di tutte le manifestazioni del giugno nolano. Sono una cosa che non si faranno le cene il venerdì vicino al Giglio, e il lunedì ci saranno, anzi il lunedì e venerdì non ci saranno feste vicino ai Gigli, bensì tutti riuniti a Piazza Duomo, perché ci saranno degli spettacoli organizzati da Comune e maestri di festa, quindi del 2026. Allora Giorgio, andiamo soltanto subito ai thank you di questa trasmissione, e poi tu ti andrai ad elencare le 9 canzoni in gara dove devono votare. Allora, i thank you sono Carmine Napolitano, fotografo Nola e Napoli, Minichini Meeting Club eventi via Castelcicala a Nola, Tutto Ufficio Buffetti via Circonvallazione per Saviano a Nola, Citroen Iannisciello di Filippo. Ciao Filippo, ieri è stato anche il tuo onomastico, ti facciamo tantissimi auguri, impegnati per le campagne, quindi poi presto lo sentiremo anche in diretta radiofonica. Tenuta la Marca eventi via San Francesco d'Assisi a Saviano, Bar Pasticceria Minichini via Stella a Nola, Gruppo Vecchion Home, salutiamo il nostro amico Gaetano, ciao Gaetano, Gioielleria d'Amore via San Felice Nola, Pacchetta Ristorante e Pizzeria a Domicella, Falegnameria Talese a Nola, La Gatta Abbigliamento a Brusciano, taglie extra large fino a 10 XL, Pizzeria Gastone a Cimitile in via Roma, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, Gioielleria Cirno in via Ciccone a Saviano, Antica Fioriria di Filippis in corso Tommaso Italia a Nola, Neon Carmen Segni Luminosi, località Pizzone a Nola, ECAP Mod, Sartorie Marinare Moda Mare, Lulu Parfum via San Leonardo a San Giuseppe Vesuviano, e infine il nostro Cantanola Show
con gli eventi. Allora, questi sono i nostri thank you che noi ringraziamo sempre. Adesso Giorgio, vogliamo andare a elencare le 9 canzoni in gara dove possono votare i nostri amici, che ci sarà anche un po' di ribaltone in questi ultimi tempi, di questa settimana delle 9 canzoni in gara. Sicuramente le vediamo qua nella nostra grafica, che naturalmente potete vedere sui nostri social. Abbiamo il video con la sintesi che tra poco ascolteremo. E quindi Ortolano 1972, Fiesta Peppe Carosone, Salomire 1984, A più belle del Rosa Enzo Parisi, Bettolire 1973, Pacché Tonino Di Maiolo, Panettiere 1994, Nata Canzone Tino Simonetti, Barca 1980, Varca dei Suon Tonino Giuliano, Beccaio 1983, Agulani San Paolino Carmine Parisi, Carzolaio 1980 e Tornatore Domenico Rufino, Fabbro 1978, Preghiera Inasposa Mimo Marotta, Sarto 1984 e Festa Paesà Raffaele Caccavale. Bene, andiamo subito ad ascoltare le 9 canzoni. Ricordiamo il concorso Le canzoni del Novecento, potete votare o inviando dei messaggi in direct sui nostri social oppure inviando una mail a cantanola@gmail.com. Andiamo ad ascoltare le canzoni. Ortolano 1972, Fiesta Peppe Carosone. Salomire 1984, A più belle di Rosa Enzo Parisi. A più bello di nostro, certamente sei tu, a giocare di sogno, festa mia così, tu sei l'aria respiro, tu sei piena d'estate primavera, tu sei amore, tu sei bene, tu sei pane e giorno, madre e mamma. Bettolire 1973, Pacché Tonino Di Maiolo. Panettiere 1994, Nata Canzone Tino Simonetti. Sti cuore che sostengo innamorata, a tanto di tempo sapeva che so chi sti giura, eternamente a gioia di domani, innamorata, nessuno passa a me, che sia risposta di carona a te. Barca 1980, Varca dei Suoni Tonino Giuliano. Una simpatia, si mantiene un'allegria, una festa sciamanale, ricorda Salvarina, stava
la luna, se da appuntamento, con tutte stelle in coppa sta Beccaio 1983, Aculane San Paolino, Carmine Parisi. come il giovedì, a mi si sposta per purificare. Ma di da stava triste, tratando che se la passava una collana, non era rarità, sono solitario, chiudice carano, briciato qua passione, dovevo annullare, qua perla, qua diamante, smeralda, qua marina, qua gemma profumata, qua ci sta girare. Carzolaio 1980, Il Tornatore, Domenico Rufino. Oh, sola sagna e spanna, una luce di perché, da pillo primo treno, si fermi in da stazione, un abbraccio e un sospiro, tanta felicità. Fabbro 1978, Preghiera una sposa, Nino Marotta. E guarda la figliosa, come se la grama potenda, si figlia donna, ma che non torna, così posso mirare qua, viene male la paghetta sognata, la madre la vittoria e consolata, se non so degna di farla donnata, questi creatura mea che conoscenda, te prego con mi sposo e con mia mamma, fammi sta grazia dopo mi torna, e sogna quando parla una vigilia, non c'è una colonna stare a parlare. Ed infine, Satto 1984, è Festa Paesana, Raffaele Carcavale. Io sono sto pensiero, vado scegliendo mattina, vado a brune, per questo cuore mamma fa morire, muore d'amore, io mi sono stato milagre, tanta d'amore, quando di giorno questo dolce abbraccia. Bene, abbiamo ascoltato così le 9 canzoni della nona edizione Cantanola 2026, la canzone eterna. Ascoltato, adesso vota con un messaggio sulle nostre pagine oppure una mail a cantanola@gmail.com quale ti è piaciuto di più. Intanto salutiamo Nunzia che ci scrive: che bella la festa dei Gigli, buonasera a te Nunzia, e naturalmente ci fa piacere che tu hai apprezzato queste canzoni che sicuramente insomma le andiamo a pescare anno per anno, e davvero adesso diventa sempre più dura la ricerca di trovare. Siamo 9 canzoni, 9 edizioni diverse. Vediamo se sei preparato in tabelline. 9 per 9 81. bene, 81, sono bravo, sono bravo. Ricordi ancora le tabelline, bravo. Ma erano del mio forte, le tabelline, erano del mio forte. Quindi, allora, amici radioascoltatori, avete ascoltato le 9 canzoni che vado ad elencare di nuovo, che sono Ortolano 1972, Fiesta di Peppe Calosone, Salumiere 1984, A più bella del Rosa di Enzo Parisi, Bettoniere 1973, Perché di Tonino Di Maiolo, Panettiere 1994, Nata canzone di Tino Simonetti, Barca 1980, qualche risuono di Tonino Giuliano, poi Beccaio 1983, Acullana e San Paolina di Carmine Parisi, Calzolaio 1980, Tornatore di Domenico Rufino, Fabbro 1978, Preghiera una sposa di Mimmo Marotta, e infine Satto 1984 e Festa Paesà di Raffaele Carcavale. Abbiamo così ascoltato queste 9 canzoni
Giorgio ci ha detto come votare, quindi tramite un messaggio privato tramite i nostri social, oppure mandando un'email a cantanola@gmail.com, e queste sono come votate. Vi racconto una cosa molto importante: rimanete il vostro recapito telefonico quando votate, perché ci saranno anche offerte dalla ditta EKF Mod 3 oggetti in argento o in acciaio o come bijou, offerte dal grande amico Tony Lombardi. Quindi rimanete il vostro recapito telefonico, perché potete vincere appunto uno di questi premi. Allora, ricordiamo ancora una volta, tra poco avremo ospite Antonio D'Ascoli in qualità di rappresentante del Gramas, Comunità delle Feste della Grande Macchina a Spalla, patrimonio UNESCO. Quindi avremo modo di confrontarci anche con Antonio riguardo questa nuova festa, perché ogni anno è sempre nuovo. Allora, adesso vogliamo omaggiare un attimo i maestri di festa di Giglio dell'Ortolano. Ricordiamo che è stata l'ultima questua e questa settimana sono impegnati appunto per le campagne, no? Perché è consuetudine, insomma, è la tradizione che l'Ortolano sia l'ultima questua ad uscire e poi per una settimana gira per tutte le campagne del Nolano. Quindi magari se volete sapere quando verrà nella vostra zona, potete andare anche sulle pagine social dell'Ortolano 2026, hanno messo giorno per giorno dove si troveranno. Adesso andiamo ad omaggiarli ascoltando una canzone dell'Ortolano 2026, ogni volta, versi di Pasquale. Scusami, li posso elencare pure io, zona per zona. Ma come sei proprio reattivo, oggi sei molto reattivo, sì, perché non ti ho fatto bere ancora il vino, per questo, La volta scorsa... non è che sono un intenditore di vino, quindi non è che lo amo tanto. 25 maggio che è passato, abbiamo fatto zona Lagno, 25 maggio pure zona Stella, il 26 maggio zona via Saviano, se non era oggi il 27 maggio, giusto? Sì, zona Madonna delle Grazie, cioè a aspettare con Franco De Sena, a proposito di vini. Poi 28 maggio zona Masseria Riunite, Franco Forino e Andrea Caliendo sono i capozona di questa zona. Il 29 maggio zona Polveriere con Carmine Coppedo, Carlo Coppedo, Antonio Caccavale e Francesco Caccavale, sempre in capozona. E infine, per ultimo, il 30 maggio in zona via San Massimo 7 bis con il mitico Francesco Ciccio Francese, Carmine Bussono, Giovanni Scanziani, Filippo Ianniciello, Felice Forino e Paolino Francese. Quindi abbiamo elencato anche la settimana delle campagne dove andranno a suonare, dove darete il vostro contributo al Giglio dell'Ortolano con i vari capozona e con i maestri di festa. Allora facciamo un omaggio al Giglio dell'Ortolano. Dicevo, ascoltiamo quindi la canzone che dovrebbe essere quella dell'Alzata, Ogni Vota, versi di Pasquale Viviani, musica di Daniele Esposito, canta Salvatore Minieri, dall'Ortolano 2026. Ogni Vota, versi di Pasquale Viviani, musica di Daniele Esposito, canta Salvatore Minieri, direzione artistica e musicale del maestro Carmine Ianniciello, musiche orchestrate e dirette dal maestro Geminiano Mancusi ed eseguite dall'orchestra 440, studio di registrazioni Italy Sound Lab di Alfonso Laveglietta. Che sti parole non bastano mai, ma sono avuto per tutte le silenzi, fa l'immagine che te si mi manca, su battite cuore, oh ogni che vuole capire la mano, non so che passa questa canzone, si sapesse quando l'ha chiamata e che bello compagnia che siamo stati, sudorate sotto la lampione, senta voce che
pena passando soffrito, scelto d'amore mio, ogni che pode come ti ramare, non sarà voce posso che sta solo, si sapesse quanto t'ha chiamato, ecco bello come mia casa è passata, sodonata sotto un lampione, senta voce che cantava, quanto tempo ma niente cagnato, siamo una cosa. Ciao, ti sto saluto e tu cercata donare, ti vorrei stare vicino, io non voglio pensare su felice e tutto passato, che mano a me non stiamo abbracciato, se te perdi ti cercata ancora, tu sei un mondo che mi questo cuore, te ne spiro con me se ogni istante, e stanotte ci sono potesse, sotto stella e Allora abbiamo ascoltato una parte di canzone dell'ortolanno 2026 ogni volta. Allora andiamo subito con qualche news, poi ascolteremo anche Antonio. Bene, allora la Fondazione Festa dei Gigli ha reso noto quale sarà il programma di domenica 31 maggio appunto per il Giugno Nolano. Dalle ore 21 Piazza Duomo si accenderà di emozioni con il grande concerto Viaggio nella musica dei Gigli, l'evento che apre ufficialmente i festeggiamenti del Giugno Nolano in onore di San Paolino. Una serata speciale condotta appunto da Antonio Lascoli con l'orchestra diretta dal maestro Pino Cesarano e la voce di Feliciano Natalizio. Dopo la mezzanotte via i festeggiamenti con il folklore del maestro Marco Pipariello Esposito e Mario Pipariello Esposito e la voce di Salvatore Minieri, appunto che stiamo ascoltando adesso, per celebrare la tradizione folcloristica nolana. Ad accompagnare il pubblico un emozionante conto alla rovescia tra suoni e musica, impreziosito da un coinvolgente gioco di luci che segnerà simbolicamente l'inizio del nuovo Giugno Nolano. La serata sarà aperta da una rappresentazione coreografica realizzata dalle cheerleader dell'Istituto Mediano Tanzillo Tommaso Vitale. Quindi abbiamo bene. Allora, vogliamo ricordare un po'. Poi vediamo Antonio che ci dice, se ci dirà qualche altra cosa, qualche altra novità di questo Giugno Nolano. Sicuramente ci aspettiamo delle chicche da Antonio, perché insomma, come sempre tutti gli anni, molto preziosi. Dopo selezioniamo anche un po' di Midley, se vogliamo ascoltarlo. Sì, mettiamo un po' in di sottofondo perché voglio leggere intanto. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato in questo viaggio fino ad oggi, perché la Paranza San Massimo non è solo un giorno, ma è 365 giorni all'anno. Michele, siamo pronti? Con la seconda, ci andiamo, forza! Ortolano 2026, famiglia di Amicello, Paranza San Massimo, la Trinchese, tutti con le mani al cielo, vita! Allora, con un po' di sottofondo ricordiamo che sono state rese note anche le alzate delle borde, che leggiamo velocemente, quindi davvero siamo agli sgoccioli. Si parte con il 5 giugno, ore 20 Piazza Collegio con il Sarto, 8 giugno Pettoliere Piazza Collegio, 11 giugno Corso Tommaso Vitale, angolo via di Notaris con il Panettiere, 13 giugno Fabbro Piazza Giordano Bruno, 14 giugno, che di domenica, quindi la mattina alle ore 11, Piazza Marco Claudio Marcello ci sarà il Beccaio, l'alzata a bordo della Beccaio. 15 giugno il Salumiere a Piazza Paolo Maggio, 17 giugno Ortolano Piazza Clemenziano, 17 giugno sempre Calzolaio Piazza Marco Claudio Marcello e 20 giugno la barca che appunto sarà costruita a Piazza Duomo. Intanto dai social non c'è il programma ancora della fondazione, però dai social insomma già emergono anche delle date per i gigli spogliati. Quindi appunto il Salumiere che capitanato dalla Paranza Pollicino alzerà domenica 21 giugno di mattina e il giglio andrà da Piazza Paolo Maggio, appunto resterà a Piazza Paolo Maggio. Il Vettoliere invece giglio spogliato guidato dai volontari di Nola domenica 21 giugno sera
da Piazza Collegio andrà a Piazza Immacolata. E poi anche il sabato avviso noto che i gigli sporchiati saranno trasportati sabato 20 giugno sera da Piazza Collegio e rimarrà appunto in piazza con la Paranza Impero Novaglia. Allora, quindi, se ho capito bene, siamo pronti con la diretta, accogliamo il nostro caro Antonio D'Ascoli. Buonasera Antonio, bentornato, ben trovato e grazie sempre della disponibilità verso Cantanora Gigli di Nori Radio. Antonio? Pronto? Aspetta, eccoci qua. Allora, Antonio, Sì. adesso ci sei. Sì. Allora, ripeto. Allora, quella buonasera, testolina. buonasera, bentornato. Grazie sempre della disponibilità verso Cantanora Gigli di Nori Radio. Ci siamo anche quest'anno, perché poi è tradizione che o in presenza o telefonicamente devi omaggiarci della tua preziosa presenza. Sì, intanto è diventato un rituale che da non mancare, ecco, che porta bene. Allora, io ti ho presentato come rappresentante del Gramas, comunità della rete delle grandi macchine a spalle Patrimonio UNESCO. Sì, giusto? assolutamente. Da qualche anno, voi sapete, Però scusa Antonio, sì. non è farina del suo sacco, lo voglio premeditare. L'ha letto bene, e poi Ma come devo fare con questo gioco? non è farina del suo sacco perché glielo dovuto scrivere bello, altrimenti Come devo Buon- fare? non ci buon sarebbe grande mai. bello. Cioè, deve fare una trasmissione sera, la deve sempre buttarla in uno show. Come devo fare? Io ho abituato agli show, come devo fare? Come dobbiamo fare? Allora, Vai, sì, vai. volendo un po' iniziare un po' il nostro racconto, ormai la festa dei Gigli 2026 è alle porte proprio questo pomeriggio, nel primo pomeriggio, la Fondazione Festa dei Gigli sul suo account ufficiale ha reso noto il programma e la locandina ufficiale del Capodanno Nolano, che mi vede tra i protagonisti, e quindi fa piacere che l'amministrazione e la fondazione mi abbiano accordato la fiducia per essere del team della serata, insieme all'orchestra che sarà guidata nella prima fase da Pino Cesarano, e poi ci sarà un momento successivo dopo la mezzanotte, un momento folk che sarà coordinato invece da Mario Esposito Pipariello, figlio d'arte, Pio di Salvatore, che ci immergerà un po' nel folk nolano insieme alla voce di Salvatore Minieri. Sarà una serata tutta da vivere, aspetteremo la mezzanotte, aprirà la serata il corpo di ballo della scuola media Merliano, proprio per ritrovare un senso di famiglia, tante le sorprese e la serata è stata sponsorizzata dalla nota azienda Supermercati Piccolo, che da qualche mese mi vede nell'ufficio comunicazione, quindi sono un po' cambiate le cose e quindi sto seguendo anche come azienda Piccolo il sostegno, che non è mai strettamente pubblicitario, il senso è quello di una vicinanza ai territori, quindi una promozione più come spirito di servizio per stare vicino alle tradizioni e alle radici, perché poi anche la filosofia dell'azienda è proprio quello di anche attraverso la propria gastronomia, attraverso i propri prodotti tipici, è quello del recupero della memoria, valorizzare il territorio. Quindi sarà una serata tutta da vivere, si cercherà di fare una serata elegante, una serata in cui si attraverseranno i grandi successi della festa dei Gigli, facendo un percorso che va dalle marcette bandistiche, no? Che siamo ai primordi della festa della musica dei Gigli, attraversando i grandi classici fino ad arrivare a forme più moderne, no? Ormai anche il rap è approdato nella tradizione musicale dei Gigli, ma sempre in una forma orchestrale, mantenendo, come ti voglio dire, lo stile nolano, anche nei momenti di folk cercheremo di dare un modello di eleganza, un modello di musica d'ascolto, non in distorsioni con decibel insopportabili, una festa, come dire, sostenibile, quindi
un sano divertimento. L'invito è ad essere presenti tutti per festeggiare insieme l'arrivo del Giugno Nolano, che speriamo possa essere foriero di grandi emozioni, ma anche di un recupero di un senso di appartenenza alla città, alla storia della nostra città, in un momento, non neghiamocelo, di profonda difficoltà, perché la festa non deve essere un anestetico per dimenticare, ma deve essere uno sprone ad impegnarci di più per la città, non ritrovarsi una volta all'anno, ma ecco, profondere ciascuno per il suo l'impegno per la propria comunità. Bene Antonio, allora grazie per averci elencato, insomma noi avevamo già fatto una sintesi di questa serata prendendo spunto proprio dal manifesto. Allora adesso vorrei farti una domanda scomoda, naturalmente non voglio metterti in difficoltà, alla quale puoi anche non rispondere o puoi rispondere no. Allora, qual è stata e qual è la posizione del Gramas rispetto ai fatti della festa di Gigli 2025? Per come si è conclusa? Allora, diciamo che noi come rete delle grandi macchine a spalle, ecco, ci preoccupiamo diciamo della tutela della festa dei Gigli o delle feste, perché chiaramente noi ragioniamo su tutte le feste, ciascuna ha i suoi punti di forza ma ha anche le proprie criticità, e in ciascuna comunità è proprio di tutte le feste popolari, se uno li va a vedere, anche quelle che non appartengono alla rete, siccome sono costituite da forti passionalità, a volte, come dire, si annidano anche delle grandi criticità che vanno rimosse. Noi abbiamo interloquiamo con l'amministrazione comunale per, come dire, perché poi l'impegno della rete è solamente un indirizzo, una sollecitazione, è una collaborazione che nei confronti delle istituzioni locali, quindi col sindaco ci sono state diverse interlocuzioni affinché alcune delle criticità, e quindi in primo luogo la necessità di ripristinare un orario accettabile, razionale, consono anche al codice civile. Non esiste in Italia una manifestazione che inizia e non si sa mai quando finisce, con questa piega dovrebbe finire anche il martedì, quindi bisogna recuperare un senso di legalità. In tal senso abbiamo fatto anche dei confronti, so che anche il commissario si sta prodigando in tal senso, e l'altro aspetto è quello di recuperare anche sulla musica, sui decibel, una maggiore, come dire, forma dignitosa, perché quello che si ascolta oggi è tutt'altro che tutto in distorsione, non c'è melodia, e quindi come dire, ci sono delle forti inquinamenti, tra virgolette, rispetto a quello che è la vera tradizione. Quindi bisogna trovare il canto, bisogna trovare la melodia, e l'evento del 31 può essere un punto di partenza, perché cercheremo di dimostrare come la tradizione musicale dei Gigli è fatta da grandi brani che possono essere proposti anche in maniera diversa. Ci si può divertire con ritmi anche più rapidi. Per questo noi promuoviamo le canzoni del Novecento proprio per questo, ma non perché vogliamo essere desueti, non vogliamo essere moderni, è perché abbiamo apprezzato quella festa di Gigli e voglio dire, sicuramente c'è l'evoluzione, però non dobbiamo mai dimenticare la tradizione. Sì, assolutamente, ma poi vedi Giorgio Lello, il punto è che oggi non si contestano, io credo, gli stili, altrimenti sembra fare un discorso di retroguardia, oppure quando si dice ai miei tempi. Il problema è molto semplice, abbiamo dei ritmi davvero accelerati, cioè quello non è musica, perché fin quando è musica, è rap, anche le nuove tendenze, può anche andare bene, ma oggi non abbiamo più il canto, voi vedete bene, no? Abbiamo solo delle urla indistinte dove la gente, spesso i cantanti, incitano la paranza, quindi il canto è stato abolito, non c'è canto.
Per quanto riguarda la musica, i giri si muovono con degli accordi sempre gli stessi, amplificati in maniera assurda e distorsiva, la melodia, quindi anche la musica, è stata abolita. Noi dobbiamo ripristinare questo, perché quando, e lo dico spesso, quando una persona che viene da fuori sente tutto questo, che è un inquinamento acustico, è il rave party, è un qualcosa che si avvicina più ai quadri della Madonna, no? Che sono altri spettacoli che si fanno in alcune zone della provincia di Napoli, dove ci sono queste mega casse, quindi si fa una gara a chi diciamo fa più rumore in maniera esagerata, è proprio fatta così. Ma noi ecco, qui torniamo al tema dell'UNESCO, noi dobbiamo recuperare la nostra tradizione musicale, noi dobbiamo ritrovare il bel canto, dobbiamo far sì che nascono nuovi cantanti, non nuovi incitatori da stadio, perché si è preso poi la festa dei giri come una curva dello stadio, dove incitare, a posto della squadra, incitare la paranza. La dinamica è la stessa. Invece noi siamo, la paranza va esaltata, ma sempre in funzione di una festa, di un aspetto devozionale che è anche il cullare i gigli, vanno recuperati i valori, e quindi noi non dobbiamo mai smettere, soprattutto credo noi quarantenni, cinquantenni, ma anche chi si sente di portarsi a essere portatori di questi valori, a trasmettere ai più giovani, perché poi uno degli aspetti fondamentali dell'UNESCO è l'impegno legato alla trasmissione dei valori fondamentali alle nuove generazioni. Poi è chiaro che le nuove generazioni possono declinare in stili diversi, ma i valori devono essere quelli: la solidarietà, la bellezza, la religiosità, la fede. Ma quando tutto questo scompare anche il senso della eredità diciamo che l'UNESCO ci chiede di tutelare. Quindi a volte il dibattito non è di guardare all'indietro, portarci soprattutto gli aspetti valoriali, ma qui bere in maniera smisurata, e qui bene fa l'amministrazione a vietare le cene in quella forma, perché ormai, ragazzi, si era preso una bruttissima piega e si deve secondo me bisogna andare anche con parole chiavi. Io in qualche articolo ho scritto: bisogna andare con parole chiavi: zero alcol nella festa dei giri, meno decibel, più musica, più bellezza. Bisogna dare delle parole chiavi, bisogna fare delle campagne anche secondo me di progresso, di crescita, di campagne social. In questo modo cercare di sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda dei giovani, dei ragazzi, ma portarli su dei valori, su una piattaforma dei valori che sono proprio quelli tipici della festa dei giri, ma sono tipici anche della civiltà, perché è da incivili finire in una maniera alle 2:30 del giorno dopo, è da incivile, oltre che illegale, superare il livello dei decibel di 10, 12, se non addirittura 20 volte quello consentito. È pericolosissimo portare sulle spalle un giglio che è sempre più sottile e che nessuno ci rassicura sulla sua stabilità e sulla sua sicurezza. Che aspettiamo che succeda davvero l'imponderabile? Ora, queste sono le grandi sfide che chi è alla guida, ed è difficilissimo, non è semplice, ma bisogna comunque provare a prendere il toro per le corna e affrontare queste questioni cruciali. Le altre feste, ragazzi, io invito sempre ad andare a vedere il paragone con le altre feste, sia quelle della rete, sia quelle di altre feste. Ma parliamo di quelle della rete, alcuni aspetti, quelli dei decibel, quelli di una certa volgarità, ecco, purtroppo, ce lo diciamo tra noi, è un aspetto che sta riguardando in particolar modo negli ultimi anni la festa dei giri. Quando poi la festa dei giri tu conosci le canzoni, Bella straniera, Lieta voglia, le ultime che abbiamo anche di proposte, per dirti, sono di una bellezza unica, ma anche le più recenti, voglio dire, se fatte in maniera accurata. C'è un bel lavoro che ha fatto l'Ortolano, anche il Fabro, cioè qualche altra corporazione è stata molto attenta anche alla vicenda musicale. Giorgio, tu ti ricorderai, pure tu, Lello, come erano accurati gli arrangiamenti nelle incisioni degli anni precedenti. Certo, Spesso si utilizzavano anche cantanti napoletani di grido, si andava ad incidere nella grande sala anche nelle marcette di incisione a Napoli, cioè c'era qualità.
veniva scelta una voce per la presentazione, spesso era quella del professore De Angelis, no? Io l'ho ricordato in un prossimo articolo che uscirà, dove ho ricordato tutti i presentatori più noti, diciamo, dagli anni 60 a venire ad oggi, quindi c'era molta professionalità. Noi questa professionalità nei giri la bisogna recuperare, più qualità. Invece qui si è abituati negli ultimi anni ad una quantità esagerata, ma poi che cosa abbiamo? È che le famiglie, se fate caso, le famiglie, anche gli eventi intermedi della festa dei giri, vede molte persone in meno rispetto agli anni precedenti. Ci sono soltanto gli addetti al lavoro, soltanto quelli che ruotano intorno alle paranze. Sono una quota di giovanissimi, poi già in un'età matura non abbiamo più una presenza. Invece la festa è di tutti, e delle persone più adulte, e dei giovani, dei giovanissimi, e delle famiglie, e dei professionisti, e degli operai. Dobbiamo ritrovare questa trasversalità. Scusate se mi sono dilungato. No, Antonio, scusami, ti volevo fare due domande. Sì. Tu hai toccato il tasto degli orari Sì. per la domenica, se sono stati stabiliti, perché tu parlavi verso 2:30 e 3, io magari ci metterei la firma per quell'orario, ma è impossibile finire la festa. Se non sbaglio, dal regolamento 5:30 porta sulla tabella di marcia alla fine della festa. Sì. Però bisogna considerare che questo regolamento, quello che sta scritto nel regolamento, se non viene accompagnato da una ordinanza che deve essere fatta a ridosso della festa e consegnata alle forze dell'ordine, è chiaro che poi qualsiasi regola, una volta scritta, bisogna poi trovare il modo per poterla eseguire. Io che giro un po' tutte le feste, a Parma per esempio, ma anche a Crispano e a Casamature, ormai da qualche anno, sapete bene, si arriva all'orario convenuto, le forze dell'ordine arrivano vicino agli obelischi e invitano tutti a staccare la musica. E così dovrebbe fare anche la città di Nola. Si dovrebbe fare anche qui c'è una maggiore resistenza perché come dire, non ci sono, perché lì ovviamente ci sono anche implicazioni straordinarie, ecco, giusto per inquadrare la situazione, legate a fatti del passato o a delle contingenze anche del presente. Qui magari quest'ordine di problema non c'è, però chiaramente c'è un'esigenza anche di normalizzare la festa, quindi secondo me bisognerebbe prevedere un 5:30, un'ora di tolleranza, bisognerebbe far sì che... Sembra finire tutto, in poche parole. Sì, bisognerebbe poi arrivare anche qui a che la norma sia applicata. Ma anche l'orario giusto questo qua, attenzione. Ma assolutamente, ragazzi, ma arrivare alle 6:30, alle 7 massimo. Pure per gli addetti ai lavori, perché io arrivato a un certo punto, io non ce la faccio, cioè io alle 4 del mattino mi vado. Sono stanco. No, assolutamente, ma poi oggi anche il trasporto in sé, io ho notato anche questo. Il trasporto in sé, tranne in alcune paranze, tranne in alcuni casi, il trasporto proprio sul livello di qualità è molto sceso dappertutto. La qualità gigistica, no? Proprio strettamente al trasporto, rispetto agli anni d'oro, anche qui, tranne qualche eccezione, è scesa molto. Perché? Perché i cullatori veri non ci sono più. Oggi i cullatori di un certo peso non ci sono, quindi è inutile tirarla per le nuvole. Anche le feste di Cignore, no? L'ultima volta è stata domenica scorsa all'Aus Domini, ma io mi sono trovato lì un po' per caso, per curiosità mi sono soffermato, ma è una festa di grande noia, di grande sofferenza, di molte pause. Cioè, nonostante ciò si fanno queste feste anche... Sì, si trascinano stancamente. Io non so perché poi i comuni diano questa autorizzazione a fare questi giri scimmiottando, tra l'altro secondo me anche con poco garbo e poco rispetto per la festa madre. Se proprio si vogliono fare queste feste, sono contrario, ma le si facciano dopo la festa dei giri, no? Antonio, scusami, ma la fondazione non li può fermare? Allora, io sono qua, ho una mia teoria, perché è un tema che dopo 10 anni, voi sapete che ho lavorato, oltre 10 anni ho lavorato in fondazione, come dire, me ne sono fatta un'idea. In realtà io credo che non ci sia uno strumento giuridico. Sì, si può avere il fatto del marchio, però sapete bene che
Infatti, su questo una volevo volta che il chiederti, sindaco del dovrebbe posto essere... ha dato l'autorizzazione, si può fare poco. Difatti, Si può Antonio, fare in questo poco. caso possono contestare solo che venga usato il nome festa di Gigli. Sì, però poi Di bisogna fatto, fare una causa. però che ai possono tempi- dire anche, posso dire, sagra del Giglio, eccetera, Sì, eccetera. sì, cambia. però questo non toglie il problema, perché tu sai che se tu ti metti a fare una causa devi farla in tribunale e ci potrà occorrere un anno e mezzo, 2 anni, dopodiché chi si è reso colpevole per il posto che si possa dimostrare, perché questo per esempio credo che non possa essere dimostrato per Brusciano, per Barra, No, per perché queste sono queste già no, oltre 100 anni per che queste lo qua no, utilizzano, quindi alla assolutamente, fine pure loro hanno comunque legittimato Sì, il non diritto a parliamo di utilizzare questi la festa. paesi. Oramai quello Potrebbe essere per le feste recenti, quella di Casamarciano piuttosto che quella di Bravo, Mastomini, ma se non facciamo presto come dire, fra poco pure loro Diventeranno centenario acquisiranno pure la questi. storicità. Antonio, scusami, poi un'altra domanda che ti volevo fare era il fatto che il sindaco ha Sì. evitato le cene, infatti mi dicevano i maestri di festa che non si faranno serate vicino ai Gigli sia il lunedì che il venerdì. Mi confermi questa? Sì. Non ci saranno, ci sarà quest'anno Ci sarà qualcosa a preferito, Piazza Duomo, concertare degli eventi in momenti più collettivi, si stanno organizzando, ma l'idea di fondo è venerdì sicuramente non fare le cene, perché cioè, chiaramente bisogna dire le cene si possono fare, ma in cortili privati, balconi, ma insomma non si possono impegnare strade pubbliche, marciapiedi, piazze pubbliche, quindi chi vuole fare la cena la deve fare o in locali o nei portoni privati, privati. Dopodiché questo aspetto secondo me era diventato necessario perché sono scelte obbligate, ormai credo che la comunità era diventata intollerante a queste forme di cene che davano solo problemi. Non sono più le cene degli inizi molto goliardiche, molto controllate, oggi si abusa di Dovrebbero di essere alcol. cene con zero alcol, come detto prima. Sì, io credo che bisogna fare quel zero alcol. Poi Tra l'altro siamo in un periodo di grande caldo, sì. dove spesso facciamo anche sforzi, no, tra ballare, portare i gigli, eccetera. Questo alcol non ha nel senso, bisogna avere secondo me più frutta, più succhi di frutta. Insomma, ecco, noi dobbiamo anche badare a questi aspetti di salubrità. Questo è quello che bisogna. Gatorade a go-go. Bisogna fare Gatorade a go-go. Esattamente, da chiedere a Gogò alla buona spremuta d'arancia. Io poi invece mi metto al centro, va bene bere, però consapevole. Perché sì. Ma oggi un buon calice di vino accompagnato a una cena, persone bere da una pompa che esce il vino problema piuttosto è questo, sì, che mangiare da 5 litri che c'era tra senza nemmeno mangiare. ragazzotti, tra ragazzotti e quella proprio di ubriacarsi. Quindi Antonio, e che si farà a Piazza Duomo il lunedì e il venerdì? Se si sa qualcosa. Questo probabilmente verrà svelato, all'ultimo. potrebbe essere svelato anche la sera del 31, perché Ecco. avrò il presidente cioè il commissario della fondazione sul palco. Innanzitutto invito anche voi ad essere presenti, se volete fare delle dirette, delle interviste, insomma ci possiamo organizzare nel retropalco, possiamo cogliere tutte le novità della Festa EG 2026 proprio il 31, perché abbiamo tutti i protagonisti, li abbiamo, come si suol dire, a tiro, e quindi abbiamo possibilità dalla viva voce perché poi non c'è stata una conferenza stampa di annuncio di quelli che saranno gli eventi, quindi proprio il 31 sarà l'occasione per comunque capire grosso modo cosa si vuole fare. Spero e credo, e questo deve essere uno sforzo comune, che qualche già seme verso un cambiamento si possa mettere sin da questa festa dei G. Noi questo allora, raccogliamo l'invito che ci scrive Vincenzo: domenica tutti a Nola. Questo è bello, mi piace. Sì. No, questo è vero, perché anch'io ho ricevuto tanti attestati, diciamo, di vicinanza alla città di Nola, anche da comuni viciniori che saranno con noi
a festeggiare, quindi comunque parliamoci chiaro, tutti si identificano nella città dei Gigli Nola, quindi e col massimo rispetto di tutte le comunità in cui no, da 100 e passanti si fanno le altre feste, ma è chiaro che la suggestione dell'origine e la radice richiama tutti, quindi questo è un aspetto innegabile. È proprio per questo che proprio noi nolani ci dobbiamo sentire realmente custodi di questa tradizione che ci viene da lontano, è un bene prezioso, invece talvolta sembra che quasi noi ce ne dimentichiamo e non lo trattiamo con la cura che merita, quindi questo deve essere lo sforzo da fare. Io nel mio piccolo cerco sempre adesso di collegarmi alle scuole, perché così come fanno altre associazioni, voglio citare l'associazione Solo per Amore, che fa delle cose veramente egregie, hanno fatto questa simulazione della questua, poi faranno la ballata dei gigli piccolini credo in piazza. Non trascorrere anche l'impegno della FAG per Nola, che quest'anno celebra i 30 anni del corteo storico, 13-14 giugno, mi raccomando, soprattutto il 14 giugno ci sarà un corteo veramente inedito, dove si racconterà dell'inizio della contea di Nola, quando tutto cominciò, badate bene, udite bene, con un matrimonio. A volte dal matrimonio può cambiare le sorti della storia, perciò io non mi sposo mai, perché ho paura di cambiare qualcosa di importante. Prima o poi si farà questo passo. Prima o poi te lo dovrò accendere, questo me l'hanno detto, quindi si accettano scommesse. Senti Antonio, tu hai avuto modo di ascoltare le nuove canzoni in gara? No, per la verità no, perché purtroppo sono stato un po' a Bruxelles, Roma per un festival, perché fortunatamente ho avuto la possibilità di seguire 2 o 3 eventi importanti, però mi riprometto rimani in diretta, dopo il 31 mi sento le canzoni di gara, però magari se mi citate qualcuno, magari io da appassionato già qualcosa. Allora, rimani in diretta, te lo facciamo ascoltare, tanto un riepilogo di 4 minuti, sì. E poi voterai la tua canzone preferita e andiamo ai saluti finali. Va bene. Allora rimani in diretta, ti facciamo ascoltare. Rimani in diretta. Riesci a sentire, giusto? Riesci a sentire? Sì. Ok, vai. Adesso c'è il nostro grande inno. Questo è l'Ortolano 72 Fiesta di Peppe Salomire 84, la più bella del Rose, Enzo Palisi. Quando non si marcia, ne potessimo vedere, a più bello di nostro, certamente sei tu, a più caro nessuno, festa mia così, tu sei l'unica respiro d'oro. Tu sei fiera d'estate primavera, tu sei amore, tu sei bene, tu sei pace tu. Madre mamma Bettoliere 73, Totti, Tonino Di Maio. Lontana la fucile un baglione, ma la disperso d'amore, attivo di passione. In basuna chiamata, battendo il mazzo all'occhio tutto un anno, perché, non me la sa. E per la festa
Quartiere 94, Nata Canzone, Tino Simonetti. La festa così bella come nata, sti cuore che sostengo innamorata, andando di me tu sapevo te. So chi sti giuro, eternamente a gioia di domani, l'amore che nessuno possa avere, che stia risposta mica non a te. L'Arca 1980, Varche dei Suon, Tonino Giuliano. Questa piazza la simpatia si mantiene nell'allegria e la festa sciamana ricorda Samarina stava che si turca c'è per te felicità. Beccaio 1983, Aculani San Paolino, Carmine Parissi. Ma parla brillante come gli gioielli, mi si sposta per qualificare. Ma dinda sta padrina, tra tanta pizzerale, si trova una bullona, una vera rarità. Sono nuovo solitario, gli unici carali, ricciato qua passione, dovevo annullare. Qua perla, qua diamante, smeralda, qua marina, sto gemmo profumato, cioè ci resta città. Carzolaio 1980 e Tornatore, Domenico Rufino. Sui cime della mattina, sulla saglia strana, una luce di becchi, da pillo che mi trema, sapermi da stazione, un abbraccio e un sospiro, tanta felicità. Fabbro 78, Preghiere nascose, Mimo Marotta. Come sono congelata la mattina, si figlia donna, mata che non torna, così posso mirare qua, viene male la paghetta sognata, la madre la vitto pane e con dolore, se non so degna di farla ballata, posti creatura mia che sono lucenda, te prego con mia sposa e con mia mamma, fammi sta grazia dopo fammi tornaggio, mia quando balla una stigiglia, non sono pure a stare a ballare. E in ultimo Sarto 84 e Festa Paesana, Fede Caccavale. Sto pensiero, vado a scegliere la musica fatta a bruno, per questo cuore che mi fa morire d'amore. Antonio lo abbiamo trattenuto un bel po' al telefono, però dai, una bella selection, che dici? Beh, è sempre un piacere, ragazzi, di ascoltare questi classici senza tempo. Adesso devi votare, adesso devi votare. Abbiamo risentito Peppe Carosone, Enzo Parisi, Mimmo Marotta, insomma, voci Sono che tutte belle, sono però nell'Olimpo, devi esprimere no? una preferenza, devi esprimere una preferenza. Allora, io sulla canzone di Enzo Parisi, adesso mi sfugge il titolo, sono stato molto affezionato, come se mi dai un aiuto dallo studio. A più belle del Più rosso. belle del Ross. Esattamente. Salmino 84. Esatto, è una canzone a cui sono sempre tra queste, ma sono tutte belle, è difficile riuscire a esprimere un giudizio, ma credo che quella sia una canzone di grande sentimento. E poi la voce di Enzo, credo che chi della mia generazione e anche voi, penso, ha accompagnato tanti ricordi, tante feste, a me le prime feste da adolescente
quindi diciamo qua sentire quella voce è un po' tornare indietro nel tempo, e quindi come dicevo prima esprimo la mia preferenza per questa canzone, però sono tutte sempre solo per un fatto di sportività, ma in realtà ecco, sono tutte belle. Ok, grazie Antonio. Ragazzi, un abbraccione, speriamo di vederci presto. Io sì. faccio io a voi l'invito il 31 ad essere presenti, mi a trovare anche nel retropalco. Certo. Stiamo tutti insieme, avremo poi la possibilità anche di confrontarci. E poi magari ecco, ci rivediamo anche per una buona serata da fare insieme, va bene? Va benissimo. Grazie. Grazie Antonio. Un abbraccione e continuate Un così, grosso ormai bocca al lupo. è Grazie. grandi per tutto. Un abbraccio a voi. Ciao Antonio, buona serata. Ciao. Allora, benissimo, abbiamo avuto modo di avere in diretta Antonio D'Ascoli, rappresentante del Gramas, comunità delle rete delle grandi macchine a spalle, patrimonio UNESCO. Giorgio, abbiamo Allora, sfiorato un po' gli siamo orari. arrivati agli sgocci, l'abbiamo sforato leggermente, però insomma... Abbiamo ci sono- fatto ascoltare, scusami, anche le nuove canzoni in gara. Abbiamo Ripetiamo affrontato- come votare, vai. Vai, allora, sia con un messaggio sui nostri social, ricordiamo che potete riascoltare questa sintesi sia su Facebook, su Instagram oppure su YouTube di Cantanola Gigli di Noli Radio. Quindi trovate appunto la sintesi di queste canzoni, esprimere una preferenza o commentando o mandando un messaggio in direct oppure inviando una mail cantanola@gmail.com. Allora, preferiamo la mail perché così potete anche darci i vostri dati, nome, cognome e numero di telefono, perché saranno premiati anche coloro che hanno votato. Perfetto, allora adesso andiamo ai Thank You di Cantanova 2026, poi sigla e saluti finali. Carmine Napolitano, fotografo Nola e Napoli, Midichini Meeting Club eventi via Castelcicala Nola, tutto uffici buffetti in via Circonvallazione per Saviano a Nola, Citroen Iannicello via variante 7 bis a Nola, tenuta la marca eventi in via San Francesco d'Assisi a Saviano, bar pasticceria Minichini in via Stella a Nola, gruppo Vecchione Home, gioielleria d'amore in via San Felice a Nola, Pacchetta ristorante e pizzeria Domicella, falegnameria Talese a Nola, abbigliamento La Gatta Brusciano taglie extra large fino a 10XL, pizzeria Gastone in via Roma a Cimitile, Studio Legale Boccia a San Giuseppe Vesuviano, gioielleria Cirno in via Ciccone Saviano, antica ferreria dei Filippis in corso Tommaso Vitale a Nola, Neon Carmo insegne luminosi località Pizzone a Nola, Ecaip Mod, Sartorie Marinare Moda Mare, Lulu Parfum in via San Leonardo a San Giuseppe Vesuviano e infine Cantanola Show eventi. Benissimo Giorgio, andiamo con la sigla e i saluti finali. Bene, allora così si è conclusa la terza puntata di questa nona edizione di Cantanola Gigli di Noli Radio con Giorgio Napolitano e Lello De Lucia. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo che sarà 3 giugno, quindi giugno inoltrato. Avremo tantissime novità, avremo sicuramente degli ospiti e ascolteremo della buona musica. Vi ringraziamo dell'attenzione. Ringraziamo anche il pubblico di Portale 80035 e a tutti voi una buona serata. Infatti salutiamo anche l'amico Antonino Cassese, ciao Antonino e a tutti i suoi collaboratori di 80035 e anche questa sera tutto in diretta, siamo alle ore 22:05 minuti primi, termina qua questa nostra terza puntata, nona edizione, il nono anno che trasmettiamo tutto in diretta a Cantanola Gigli di Nola in radio. L'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre alle ore 21. Grazie di tutto, di averci ascoltato, sopportato innanzitutto. L'appuntamento è mercoledì, grazie, un bacio da parte di Lello De Lucia e come sempre, viva la festa dei Gigli, viva San Paolino. Ciao!